buona serata a tutti. Io, appunto, come mi hanno introdotto, sono un ingegnere di formazione, però è da 1 anno e mezzo che lavoro come ricercatrice nel gruppo di ricerca del professor Corbetta, che è un neurologo di Padova. E oggi, diciamo, il mio ruolo è un po' quello di cercare di convincervi che la matematica effettivamente può essere molto utile per descrivere cose di vostro interesse. Allora, come è stato introdotto già precedentemente, in realtà, inizialmente c'era un po' questa idea delle funzioni localizzate, cioè si pensava appunto che ogni regione cerebrale fosse legata a una funzione specifica ed esclusiva. Ciò significa che, ad esempio, nel caso dell'ictus, una lesione locale dovesse per forza provocare un deficit specifico comportamentale. Con gli anni però si è vista che questa storia non sta molto in piedi, non regge, perché effettivamente ci sono casi di lesioni focali che però causano una molteplicità di deficit. Quindi questa teoria non riusciva più a spiegare questo tipo di comportamento. Da qui è nata l'idea che forse non è solo la singola regione, ma la modalità di scambio di informazioni tra le diverse aree cerebrali che in un certo senso impatta nel nostro modo di comportarci, nelle nostre funzioni cognitive e comportamentali. E da qui nasce il termine di connettomica che inizialmente, diciamo, anche se era già da anni, diciamo, che se ne iniziava a parlare, però è stato nel 2005 che viene introdotto il bisogno da due scienziati in contemporanea ma in modo totalmente indipendente l'uno dall'altro, questa necessità di dover in un certo senso parlare di connettoma per descrivere come le varie aree cerebrali collaborano tra di loro. Si trattava di Olaf Burns e di Patrick Hagman nella sua tesi di dottorato. Colui che poi invece ha proprio coniato, diciamo, ufficialmente il termine connettomica è stato Sebastian Seung nel 2012, che appunto introduce questo concetto di connettomica e spiega la sua teoria secondo cui il modo di comunicare dei nostri neuroni provoca la molteplicità di pensieri e di emozioni che si possono verificare nei diversi soggetti in situazioni diverse. Da qua già, insomma, possiamo intuire il collegamento tra la connettomica e la neuropsicologia. Per parlare di connettomica, però, da un punto di vista, diciamo, teorico e quantificativo, serve uno strumento matematico che adesso vi introdurrò, che è appunto quello del grafo. Il concetto di grafo è un oggetto matematico che si costituisce di una coppia di due insiemi, l'insieme dei nodi e l'insieme degli archi che va a definire le connessioni tra le diverse coppie di nodi. In realtà di grafi ne vediamo in continuazione nella vita reale di tutti i giorni, ovvero possiamo pensare a una mappa, questa è la mappa del centro di Treviso, in cui appunto abbiamo che i vari nodi sono le zone di interesse e le strade sono gli archi che permettono di raggiungere le diverse zone di interesse. Ci possono esserci però dei grafi diretti, come ad esempio la mappa di una metropolitana, dove anche la direzione di un arco è importante, oppure dei grafi semantici, quindi come diciamo da un punto di vista concettuale gli argomenti sono legati tra di loro. Ecco, quindi a questo punto noi possiamo prendere un cervello, lo possiamo dividere in regioni più o meno grandi in base, diciamo, allo studio di nostro interesse. Ad ogni regione possiamo assegnare un nodo e poi possiamo andare a tracciare quelli che sono gli archi tra le diverse regioni. Come andare a definire questi archi però non è, diciamo, univoco, possiamo definirlo noi in base a qual è la funzione, diciamo, l'ambito di nostro interesse. Ad esempio, se prendiamo due regioni, possiamo andare a vedere quant'è il numero di fibre anatomiche che va a connettere queste due regioni, quindi da un punto di vista strutturale possiamo andare a tracciare una sorta di mappa, si chiama così, matrice di connettività strutturale, appunto, che facendolo coppia per coppia ci permette di andare a definire quello che è il connettoma strutturale, ovvero tutto il numero di fibre che anatomicamente permette alle varie aree cerebrali di comunicare. Se però invece andiamo
a valutare per esempio il segnale elettrico, il segnale emodinamico evocato dalle varie aree cerebrali, ancora una volta possiamo andare a definire una sorta di misura di similarità, quindi quanto sono sincronizzate tra di loro i vari segnali delle diverse regioni, e andare a tracciare quella che è invece una matrice di connettività funzionale. Ovviamente ci sono diverse tipologie di segnali che possiamo andare a valutare, che sono più o meno specifici dal punto di vista temporale e dal punto di vista spaziale. Nel nostro gruppo noi ci occupiamo per lo più di segnali fMRI, quindi di risonanza magnetica, dalla quale poi andiamo a ricavare per ciascun voxel, quindi per ciascuna regione del cervello, una sorta di serie temporale dell'attività emodinamica del voxel durante il tempo, che può essere fatta sia a livello di resting state, quindi in situazione di riposo, oppure durante uno specifico task. In altri casi invece usiamo segnali più, più specifici dal punto di vista temporale, quindi che ci permettono di andare ad analizzare frequenze diverse, anche frequenze molto elevate, che sono il segnale IG e MEG, che appunto vanno a misurare il segnale elettrico evocato dalle varie zone cerebrali, oppure il segnale magnetico, evocato dal il campo magnetico evocato dal segnale elettrico. Bene, allora, una volta che abbiamo introdotto il concetto di grafo, il concetto di cervello come un grafo, dobbiamo capire perché può essere utile. Beh, può essere utile perché dalla descrizione del grafo si possono ricavare alcune misure che sono oggettive e sono in un certo senso quantificabili per qualsiasi tipologia di grafo. Io ovviamente non vi introdurrò le varie misure matematiche, non vi farò vedere come si calcolano matematicamente, però cercherò di darvi un'intuizione. Allora, inizialmente la misura più semplice è quella del grado, il degree di un nodo, ovvero il numero di connessioni che ciascuna regione, ciascun nodo ha con gli altri nodi. In questo caso, se consideriamo questo nodo evidenziato in rosso, possiamo vedere che lui ha un alto grado perché le sue connessioni sono elevate, sono in numero molto elevato. Se invece consideriamo questo nodo più a destra, questo ha un grado molto basso perché appunto può comunicare solamente con un altro nodo del grafo. Simile a questo concetto c'è il concetto di percorso minimo, che è il numero di step che dobbiamo effettuare per poter far comunicare due diversi nodi a diversa distanza che non comunicano direttamente. In questo caso, se vogliamo far comunicare questi due nodi, dobbiamo fare un percorso di 3 archi, passando per altri 2 nodi intermedi. Bene, queste sono le misure più semplici, poi ci sono delle misure un po' più complicate che vanno a definire la capacità di alcuni nodi del grafo di clusterizzarsi tra di loro, quindi di formare dei gruppi. Uno di questi è il coefficiente di clusterizzazione e quello invece più interessante, più a livello globale, è la capacità di formare dei moduli, ovvero un modulo è un insieme di nodi che hanno delle connessioni molto forti con i nodi dello stesso modulo, ma molto deboli e scarse con quelle invece di altri moduli. In questa topologia diventano molto importanti quelli che vengono definiti hub, che sono i nodi ponte che permettono la comunicazione tra diversi moduli diversi. Tra diversi moduli. Allora, ovviamente la combinazione di queste misure ci permette di descrivere in modo molto completo qualsiasi tipo di grafo. Ma che tipo di grafo è il cervello? Beh, allora, dal punto di vista topologico, ci sono due estremi. Un estremo è quello più regolare, in cui ciascun nodo è connesso con un numero uguale di altri nodi, ed è un grafo regolare. Poi c'è invece dal lato opposto una configurazione randomica, completamente casuale, in cui sembra non esserci una geometria al di sotto. A metà strada c'è questa configurazione di small world, che è proprio quella che configura il grafo cervello, tra virgolette, chiamiamolo così, che è una configurazione tale per cui le connessioni locali sono molto forti, mentre le connessioni a lungo raggio sono poche. Questa configurazione permette la formazione di moduli, che sono appunto le cosiddette network,
e l'importanza, diciamo, di questi nodi ponte che permettono la comunicazione tra i network diversi. In ingegneria, diciamo, questa tipologia di topografia è fondamentale perché è considerata quella che ha una massima efficienza dal punto di vista dello scambio di informazioni, perché permette che non tutti i nodi debbano essere connessi tra di loro, diciamo direttamente, quindi c'è una sorta di economia del numero di link, però che la comunicazione sia il più veloce possibile grazie alla presenza di questi hub che diventano fondamentali per la comunicazione. Quello che si è visto è che nei cervelli sani questa topografia è sempre presente. Quando invece viene meno, iniziano a esserci alcuni problemi. Ecco, negli ultimi anni diciamo, sono usciti molti lavori sulla teoria dei grafi applicata appunto in neuroscienze. Allora una buona parte, diciamo un 30%, un 33%, diciamo, è stata usata per descrivere, diciamo, per andare a scoprire nuove caratteristiche del cervello grazie appunto a questa descrizione più topologica. Poi però, come potete vedere, ci sono molti lavori che invece fanno riferimento all'applicazione della teoria dei grafi nello studio della cognizione umana, del comportamento, e anche una buona parte, un buon 40% invece, per cercare di spiegare i problemi, i disordini neurologici. Ora io, diciamo, vi farò vedere un paio di applicazioni, giusto per farvi capire che la rappresentazione in termini di grafo, anche se semplicistica da un certo punto di vista, perché ovviamente stiamo cercando di rappresentare una cosa super complicata attraverso un insieme di nodi e link, può essere utile perché effettivamente ci permette di creare delle misure oggettive che possono essere quantificate e confrontate tra diversi pazienti. In questo lavoro, ad esempio, in realtà ormai non è neanche più troppo recente, del 2012, si fa riferimento alla schizofrenia e si fa una sorta di review di quali sono i lavori precedenti che hanno utilizzato proprio tecniche di grafo per andare a studiare come queste misure possono essere variate nel caso di pazienti schizofrenici. Quello che si è visto, ad esempio, che in generale nei pazienti schizofrenici c'è un generale abbassamento della connettività a livello di grado del nodo nelle singole regioni di interesse. Un'altra cosa che si è vista è che questa appunto diminuzione di connessione si vede sia a livello strutturale, come potete vedere a destra, nel cervello a destra, dove appunto ci sono delle connessioni interemisferiche omotopiche che vengono meno, ma anche a livello funzionale. Una cosa ancora più interessante, quella che vi dicevo prima, va a cadere un po' la modularità, che è quella diciamo, situazione che permette un'ottima efficienza dal punto di vista dello scambio di informazioni. Infatti, se in alto a sinistra, vedete, nei cervelli sani c'è una sorta di modularità molto netta tra i tre gruppi, si vedono tre moduli, il modulo blu, il modulo verde e il modulo giallo. Nella schizofrenia, diciamo, questi moduli non sono più così evidenti, al di là del colore, e c'è una sorta diciamo, la situazione diventa più omogenea, si perde quella che è la specificità delle singole network. Se invece parliamo di Alzheimer, ci sono alcuni lavori, ad esempio questo nel 2017, che vede che qui si stanno usando segnali elettrici, in cui infatti vediamo diverse bande delta, dalle bande più basse, bande di frequenza più basse, da delta a gamma, dove appunto la modularità anche qui, che in questo caso viene meno nel caso di pazienti d'Alzheimer. Ma non solo, la parte interessante secondo me dell'Alzheimer è che appunto queste differenze nelle misure di grafo sono specifiche dell'Alzheimer e sono diverse da altre patologie come ad esempio la demenza, cioè anche se magari comportamentalmente vediamo delle similarità, però questa misura ci permette di essere più specifici. Inoltre può essere utilizzata come marcatore perché si vede ad esempio che tra il passaggio da sano a MCI fino a paziente di Alzheimer, diciamo, c'è una graduale diminuzione della
connettività strutturale, quindi si vede che c'è proprio una degenerazione di questa misura. Poi ecco, mentre preparavo questa presentazione, che mi sono guardata un po' la letteratura, ho trovato una cosa secondo me interessante, insomma, che la teoria dei grafi è stata utilizzata anche per descrivere alcune dipendenze, ad esempio la dipendenza dall'alcol, e si vede che c'è una correlazione tra la durata della dipendenza dall'alcol con diverse misure di grafo. Ad esempio c'è una diminuzione della capacità di formare gruppi, quindi di specificità del cervello, all'aumento della durata della dipendenza, così come c'è una diminuzione del grado, quindi della connettività del cervello, ma anche una diminuzione di quella che è appunto l'efficienza, la capacità di comunicazione. Nel caso invece del gioco d'azzardo, anche in questo caso, si è visto che pazienti con dipendenza appunto dal gioco d'azzardo avevano una diminuzione nell'efficienza dello scambio di informazioni, così come nel coefficiente di clusterizzazione, quindi nella capacità di stabilire dei sottogruppi specifici. Bene, allora, un po' per concludere, anche per fare un po' diciamo il punto, perché secondo me è importante? Perché l'utilizzo di questa misura, le tecniche di graph theory, permettono di avere uno strumento matematico che in un certo senso può permetterci di ampliare la conoscenza di come funziona il nostro cervello. Cioè anche nel caso di soggetto sano, insomma, ci ha permesso di passare da una sorta di descrizione del cervello nelle singole aree localizzate a quella che è invece un'idea di come sia importante capire come queste aree comunicano tra di loro, si scambiano le informazioni. Inoltre ci ha permesso di avere delle misure per quantificare in modo più oggettivo alcuni fenomeni disfunzionali, non solamente diciamo, nel momento in cui la malattia è già fortemente presente, ma anche per cercare di capire come ci sia magari un degeneramento verso la malattia. Quindi l'idea è quella di poter usare queste tecniche da un punto di vista matematico per cercare di far sì che non ci sia più questa degenerazione nella malattia, ma che si possa tornare indietro. Questo, ecco, io sono un ingegnere dell'automazione, lo si può fare anche appunto attraverso dei modelli matematici che permettono di simulare quello che succede, ecco, attraverso questa descrizione. Questo però sempre tenendo conto che, nuove appunto idee di intervento che possono poi essere come dire, messe in pratica attraverso diverse tecniche, che può essere una terapia farmacologica, oppure, come si è parlato prima, della stimolazione, io ho scritto qui la TMS, in realtà anche la stimolazione in corrente continua, oppure la deep brain stimulation, che però in realtà è molto più invasiva. Ecco, però sempre con l'idea che non si vuole andare a modificare una singola area, ma è molto importante andare a capire tutta la connettomica, ovvero tutta la modulazione della comunicazione. Inoltre, vorrei finire con questa idea un po' mia, forse utopistica, l'idea che appunto l'utilizzo di queste tecniche più matematiche, e anche, diciamo, io ora lavoro in un gruppo multidisciplinare, l'idea è che è quella che forse con queste nuove metodologie si può far sì che gli informatici, gli psicologi, gli ingegneri, i medici, tutti quanti comunichino tra di loro, mettano insieme le loro expertise con l'obiettivo comune che è quello del paziente, insomma. Con questo ho concluso, grazie a tutti.